Ma no, gli ho mandato un messaggio io di sostegno, di supporto, mettendoci anche a disposizione per quello che può servire, anche se in questo momento credo che fa più un supporto morale, la vicinanza dei colleghi che condividono il peso di un ruolo che porta con sé delle responsabilità enormi e talvolta, come sta succedendo in questo caso, il rischio di trovarci i riflettori addosso puntati e soprattutto delle ipotetiche responsabilità pesano perché siamo degli esseri umani, delle persone che ci mettono cuore e anima tutti i giorni, tanta passione per servire la nostra comunità e poi appena succedono episodi come questo, che sono gravissimi certamente, il primo a trovarsi con le dita puntate è sempre il sindaco. Cioè noi non abbiamo a disposizione le risorse necessarie per garantire una messa in sicurezza a 360 gradi del nostro territorio, fermo restando che poi quando succede qualcosa la colpa è sempre del sindaco. Allora o ci vengono date le risorse e poi giustamente noi ci facciamo carico di tutte le nostre responsabilità. Se avevamo le risorse per mettere in sicurezza i garrail non l'abbiamo fatto, ma se non abbiamo le risorse per scuole, per mense, per trasporto pubblico, per la messa in sicurezza stradale, per il rifacimento degli asfalti, per la manutenzione verde, non abbiamo più le risorse per far nulla in questo paese, ma le responsabilità restano sempre e comunque invariate. Allora io dico, ok, se la colpa è di qualcuno troviamo il responsabile, però prima di puntare il dito cerchiamo di capire il perché delle cose.